Bentornati! In questo video mostro un'opera del maestro Tiziano Vecellio che percorre il tema dell'Assunzione della Vergine, un'opera che è stata battezzata dagli storici come l'Assunta di Verona. Questo soprannome è dovuto al fatto che Tiziano, per lavorare a questo dipinto, prese come punto di riferimento un suo lavoro precedente, l'Assunta dei Frari, detta così perché esposta alla chiesa dei Frari di Venezia. Come vedrete in questo video, le due opere sono abbastanza simili, ma hanno anche delle differenze importanti. Prima differenza da notare. In questa pala c'è un trionfo di tonalità blu e azzurre, mentre la precedente versione di Venezia abbonda di rosso. Questa pala si distingue da buona parte dal repertorio di Tiziano, proprio perché le tonalità di rosso sono molto ridotte, essendo un colore, il rosso, che di solito abbonda nei suoi lavori. Ma anche in questa versione non mancano tracce di colore rosso, blu e l'abito di Maria, che nell'altra versione invece è rosso. Rispetto all'Assunta dei Frari, l'elemento di natura soprannaturale è ridimensionato, elemento invece che viene enfatizzato nel dipinto veneziano. Gli stessi angeli dell'Assunta di Verona sono ridotti a volti che incorniciano l'aurea della Madonna, mentre nell'Assunta dei Frari Tiziano si è molto impegnato nella rappresentazione degli angeli. In questa pala Dio è rappresentato solo tramite presenza spirituale e non a livello fisico come nell'Assunta dei Frari. Abbastanza simili sono le parti in basso dei dipinti, dove sono mostrati gli apostoli, ma rimane l'aspetto emotivo e la sorpresa per l'evento miracoloso. I loro volti sono sempre risultato delle capacità ritrattistiche di Tiziano. In questa versione si può vedere la tomba di Maria, che nella pala veneziana invece è nascosta. Nell'Assunta di Verona, San Tommaso porta in mano la cintola di Maria. In entrambe le versioni, San Pietro è posizionato al centro del gruppo degli apostoli. L'Assunta di Verona non è l'unica opera che prende la struttura dell'Assunta dei Frari, perché altri pittori della scuola veneta presero spunto dalla pala di Tiziano. Esempio, le versioni dell'Assunzione della Vergine di Paolo Veronese. L'Assunta di Verona venne commissionata per il Duomo della città scaligera. Nel 1797 venne presa dalle truppe francesi di Napoleone, ma riportata a Verona qualche anno dopo, dove è tuttora esposta, sempre nel Duomo della città. Spero che il video vi sia piaciuto e arrivederci ai prossimi video.